Non si ferma all'Alto dei Carabinieri, provoca un incidente stradale e solo dopo aver ritentato la fuga si arrende ai militari. Sembra la scena di un film poliziesco, invece è quello che è successo nella notte di sabato a Treviso. È tutto iniziato in via Cittadella, dove i carabinieri della stazione di Roncade procedevano al controllo di un veicolo sospetto, un Tuareg. Alla vista dei militari il conducente, un operaio incensurato di 48 anni, non ci ha pensato due volte, ha spinto il piede sull'acceleratore e da qui la grande fuga, un inseguimento da parte della pattuglia dei carabinieri terminato all'altezza del comune di Silea, dove l'uomo, tentando l'impossibile, imboccava un contromano in via Norbonne, scontrandosi contro una Mercedes di passaggio. Ma neanche l'incidente, che fortunatamente ha riportato nessun ferito, ha fermato la fuga dell'operaio. Un secondo tentativo di ripartenza è poi bloccato dai militari, immobilizzato dopo aver posto resistenza. Calmate le acque, svelato il motivo della fuga, l'uomo ha ammesso di aver fatto uso di alcolici e sostanze stupefacenti e trovato anche in possesso di mezzo grammo di cocaina. Finita la corsa.